Noi siamo qui a Verona ormai da tanti anni, quasi 30 anni. È l'unica struttura della Fondazione Exodus in Veneto. Seguiamo ragazzi con problematiche di tossicodipendenza, dall'accoglienza, quindi la prima accoglienza appena entrano, fino a riuscire a reinserirli nel territorio, quindi con lavoro, autonomia e indipendenza. Siamo presenti in tutta Italia, abbiamo diverse comunità, lavoriamo con progetti diversi però sempre con la stessa utenza, con gli stessi ospiti. Col banco alimentare siamo ormai costanti da anni, sicuramente ci serve per sostenere un po' le spese anche ai ragazzi, perché molti arrivano che veramente sono degli stracci, quindi ci aiuta tantissimo a riuscire a dargli da mangiare anche in maniera più sistematica e più quotidiana. Per me è uno stile di vita.